Buongiorno a tutti ragazzi, diciamo che le previsioni che erano state date per ieri, diciamo che non si sono avverate, diciamo già qui a Napoli, a Salerno, in effetti le temperature sono crollate, però la neve non è arrivata, quindi perlomeno qui a Salerno la temperatura adesso è di 5 gradi e quindi sono le 12:50, sono le 13, quindi però la neve non c'è, quindi diciamo che perlomeno per Napoli, Salerno, la neve non ci sta. Quindi in Val d'Aosta, quindi voglio fare proprio una cosa generale, ragazzi. Diciamo la temperatura è di 8 gradi, la massima di 5 gradi la minima. È soleggiato in Valle d'Aosta, quindi ho voluto fare un po' regione per regione, giusto per essere più precisi. In Piemonte la stessa cosa, 1 grado la minima, 8 gradi la massima, soleggiato ragazzi, quindi anche il Piemonte in effetti stanno bene. Così anche pure in Lombardia da 0 gradi ragazzi a 8 gradi, parzialmente nuvoloso e soleggiato, quindi diciamo tutte e due le cose. Potrà essere sia soleggiato che nuvoloso, ma non pioverà perché la percentuale è allo zero, quindi impossibile ragazzi. Poi la Liguria sta a 4 gradi, la minima, a 12 la massima, quindi soleggiato in Liguria. Poi abbiamo il Trentino Alto Adige, qui si sfiorano, è soleggiato, però stanno da meno 5 massimo a 3 gradi. Quindi ciao Amede, quindi anche in Trentino farà freddo, però non farà la neve, ragazzi. Quindi diciamo che sarà così. Ciao Anto, sì, anche a te, spero che stai bene anche tu. Spero che ti sei ripreso un po'. No, spero. Sì, sì, il vento ci sta pure qua, grazie. Mi fa paura proprio, stanotte è un casino proprio. La temperatura qui è a 5 gradi, però la neve non ne ha fatte. In Friuli Venezia Giulia, ragazzi, da meno 3 fino ad 8 gradi, però è soleggiato, quindi neanche qui la neve è arrivata. Poi il Veneto, andiamo in Veneto, anche qui non ci sta nulla, quindi parzialmente nuvoloso e soleggiato. 1 grado, massimo 9 gradi si potrà toccare, diciamo. Quindi neanche qui, ragazzi, la neve. In Emilia Romagna soleggiato, meno 2, massimo 9 gradi, quindi anche in Emilia Romagna, ragazzi, niente neve, quindi diciamo che le previsioni sono un po'. Sì, sì, in effetti ieri aveva dato neve di qua, neve di là, in qualche parte la sta facendo perché mano a mano che scenderò l'ho vista già, quindi è arrivata, ma non in tutti i luoghi dove si era stata prevista, diciamo. In Umbria, ragazzi, da 1 grado a massimo 9 gradi, quindi soleggiato, nuvoloso, quindi anche qui diciamo è un po' misto. Quindi andiamo nelle Marche ad esempio nuvoloso e pioggia. Quindi diciamo nelle Marche sarà un po' nuvoloso e pioverà da qualche parte. Quindi proseguiamo per le città, vediamo dove dobbiamo andare. Quindi andiamo in Lazio, quindi a Roma. Quindi anche qui meno 5 gradi, 7 gradi. Quindi è soleggiato comunque, le temperature sono crollate come avevamo detto, quindi sono molto rigide. Quindi diciamo che un attimo che ci arriva Amelia. Quindi sto facendo proprio regione per regione proprio per fare una cosa precisa precisa. Allora, in Abruzzo ragazzi nuvoloso e pioggia, quindi qui porta neve, nevischio e pioggia, quindi da meno 5 a massimo 2 gradi sarà in Abruzzo, quindi diciamo che qui già la situazione incomincia un pochino a peggiorare. Nel Molise ragazzi sarà nuvoloso con la neve da 0 gradi massimo a 5 gradi, quindi sì, no, anche qui ci sta il sole, però fa freddo a me. Grazie, voglio dire. Quindi, poi, allora, stiamo in Molise, l'abbiamo detto, in Campania. In Campania, ragazzi, in generale, ci saranno precipitazioni da 3 agli 8 gradi, diciamo. Quindi, diciamo che le temperature sono, a me ad esempio porta 5 gradi, quindi
poi dipende dalla zona. Ciao Diego. Quindi diciamo che in effetti si trova, quindi non, diciamo, non ci sta nulla di strano, quindi poi dipende sempre comunque dalla località in effetti. Quindi io qua sto a 5, un altro sta diciamo a 6, a 7, poi dipende dalle zone più interne e più esterne. Io ad esempio vicino a Salerno sto a 5 gradi adesso. Sì, sì, sì. Allora, allora, poi ci sta la Puglia. Vediamolo in Puglia. In Puglia ci sono 3 gradi, massimo 6 gradi, parzialmente nuvoloso. Neanche in Puglia è arrivata un po' di neve, forse se sarà arrivata, ma sui monti proprio alti. In Basilicata rovesci nevosi, ecco qui. Quindi avevo detto, ciao Rosario. Quindi anche qui porta la neve in Basilicata, porta a meno 2, massimo 3 gradi. Quindi sì, te lo dico subito, devo vedere anche Cosenza e San Giovanni, Villa San Giovanni. Quindi, allora, stiamo in Calabria. Allora, in Calabria lievi nevicate, quindi a Cosenza ci potrà essere la neve perché porta meno 3, 1 grado. Quindi Calabria porta lievi nevicate fino a lunedì, ti posso dire. Quindi domani meno 2, meno 1, lunedì meno 1, meno 1. Quindi è questa i 3 giorni proprio di neve in Calabria, quindi la Calabria in generale, diciamo. Quindi poi in Sicilia invece stanno a 1 grado 9 gradi, quindi parzialmente soleggiato e nuvoloso, quindi precipitazione 12%, quindi non credo proprio. La Sardegna invece ragazzi fa caldo qua, da 2 a 16 gradi, quindi soleggiato. Quindi beate, in Sardegna si sta bene, diciamo. Quindi diciamo sono terminate diciamo le regioni, sono tutte quante qui. Quindi diciamo che poche regioni diciamo stanno lì. Allora, voleva sapere Cosenza. Cosenza, eccolo qua, te lo dico subito. Porta 3, massimo 8 gradi, parzialmente nuvoloso. Poi Villa, andiamo a vedere. Allora, a Villa San Giovanni ci sono 7 gradi, 14 gradi. Precipitazioni, quindi parzialmente nuvoloso, però le precipitazioni stanno al 58%, quindi diciamo che è metà e metà. A Frosinone, Frosinone, vediamo un attimo, te lo dico subito perché ce l'ho portato di mano, mo. Allora, Frosinone, eccolo qua. Allora, da 0 gradi a 11 gradi, per lo più soleggiato, quindi anche qui si conferma, diciamo, una bella giornata. Potrà essere freddo, poi dipende sempre dalla parte dove abiti, però Frosinone si parte da 0 gradi a 11 gradi, quindi diciamo che nell'arco della giornata al massimo si potrà toccare 11 gradi e la sera forse o la mattina presto si sarà toccati 0 gradi, ma non di meno, quindi questa è la previsione per oggi, ragazzi. Quindi diciamo che ciao Anto, sì, sì, spero che ti farei un buon capodanno e un anno, l'anno che verrà speriamo che sia migliore di questo anche per te. Quindi non dico per i soldi perché i soldi vanno e vengono, ma per la salute di tutti quanti speriamo che stiamo bene tutti perché come sempre dico i soldi sono una cosa che oggi ci sono, domani no, la salute è quello che conta. Quindi se non ci sta la salute i soldi non servono a niente, quindi scelgo la salute per parte mia, quindi i soldi si possono tenere loro. Una figura di me, io lo faccio anche per me stesso, quindi anche per avere, stare informati, cose. Quindi è una cosa che faccio con piacere da tanti anni, quindi diciamo che su YouTube sto dal 2007, quindi è una cosa che ho fatto sempre con piacere, quindi lo faccio che sono tanti anni, quindi quando lavoro, ad esempio, lo faccio pure, ne faccio più poco video, però li faccio. Quando sto fermo posso farne pure 10, 11, 7, 8, 5, poi dipende. Comunque sono cose che faccio con piacere a fine, quindi mi diverto e tutto, quindi è una cosa pure le cose diciamo di horror, le notizie cospiranti, gli UFO, gli alieni, sono una cosa che mi piacciono, capì? Come pure quando faccio i video sulla cucina, sono cose che mi piacciono, quindi non è che uno le fa a malavoglia, quindi è soleggiato, però fa freddo, stiamo a 5 gradi, Diego.
Grazie Anto, quindi diciamo che sì, sì, grazie, è vero che senza soldi non ti puoi curare, però ti faccio un esempio, no? Quante persone avevano i miliardi, hanno avuto un brutto male e poi alla fine i soldi non sono serviti a nulla, voglio dire io, quindi anche, anche se hai i soldi e ti prendi una brutta malattia, e che te ne fai? I soldi possono servire se hai qualche malattia così che ti puoi curare facilmente, ma già se prendi tipo una cosa brutta, un male brutto, che te ne fai dei soldi? Basta la salute, grazie. Come il figlio di Agnelli, vi ricordate? Quello aveva la leucemia, il ragazzo. Quello aveva tanti miliardi, mo Agnelli, ci mancavano i soldi a quello. Purtroppo è morto, lo sappiamo, no? Quindi questo è quello che voglio dire. Poi se sono cose banali, allora sì, i soldi servono, però se sono cose gravi, soldi e non soldi, non servono a niente. A 5, io ve lo dico subito, signora. Io avete detto adesso e adesso vi rispondo. Meteo, Cingoli. Allora, Cingoli porta per lo più nuvoloso, quindi porta meno 2, 5 gradi, quindi porta nevischio e pioggia. Quindi in effetti le precipitazioni stanno al 57%, il vento a 20 km e quindi diciamo che Fabrizia, ok. Serra San Bruno, vediamo così se porta Serra San Bruno, non lo so. Non so dove sia, però San Bruno, eccolo qua, l'ho trovato. Allora, Serra San Bruno porta meno 2, 6 gradi, parzialmente nuvoloso, Antonio, quindi domani porterà un meno 1, 3, dopodomani meno 2, 3, quindi minima e massima, quindi diciamo farà freddo, quindi non è che diciamo sarà bello tosto, ma comunque si era detto che le temperature sarebbero crollate e così è stato alla fine. La neve non c'è stato dove tutte Gambarie, sì, sì. Ce l'ho acceso quindi posso dirtelo, quindi Gambarie. Allora, Gambarie mi porta a meno 3, 4 gradi massimo, parzialmente nuvoloso, precipitazioni al 67%, quindi diciamo che sicuramente pioverà. Quindi Gambaria RC Reggio Calabria, quindi sicuramente anche a lei signora Anna Maria, grazie, grazie molte. Quindi diciamo che a Gambarie deve essere Reggio Calabria perché porta RC meno 3, 4 gradi, quindi porta pioggia alla fine in effetti anche se parzialmente nuvoloso, però le precipitazioni, la percentuale è quasi il 70%, quindi diciamo che può piovere. Allora, passo del tonale, ma te lo dico subito perché, ripeto, ce l'ho acceso, quindi a passo del tonale. Sono località che non conosco, ragazzi, quindi scusatemi, quindi allora, passo del tonale l'ho trovato soleggiato. Si parte da meno 4 gradi a massimo 2 gradi. Ci sta il sole, però fa freddo veramente. Là sì, sì, Diego, sì. Quindi diciamo che la giornata sta da meno 4 massimo a 2 gradi, quindi casco ne riendo molto veramente, che fa freddo, grazie. Qua dobbiamo andare, vedi? Poi gli altri giorni meno 1, 2, meno 1, 4. Grazie Danny, grazie sempre, andò, figurati. Tu lo sai, io do notizie sempre veritiere, in effetti, quindi a parte le previsioni, i terremoti, quando succedono io li faccio, se non ci sono non li faccio. Oppure se ci sono a volte non ci stanno danni eccessivi o cose, allora non faccio, però quando esce qualche cosa, diciamo, di particolare la faccio sempre come notizie, quindi cospirazioni, terremoti, e quindi eruzioni vulcaniche, diciamo che sto sempre a vedere le notizie come stanno, quindi
Per adesso sembra tutto tranquillo, sia i vulcani, i terremoti sì ci sono sempre tutti i giorni, però stanno avvenendo in luoghi diciamo tranquilli, tipo a mare, allora quindi nulla di che. L'ultima c'è stata in Iran, non ha fatto danni, quindi ho preferito non fare video, lo faccio sempre, poi ogni tanto faccio un aggiornamento generale, quindi riprendo tutto quello che è successo, quindi anche i vulcani per adesso sappiamo che erano 22 quelli là attivi, quindi che stavano eruttando, quindi poi io di tanto in tanto diciamo faccio tipo un aggiornamento totale, quindi dico guardate ci sono tot vulcani attivi, e sempre così. Sì, sì, andò, sì, sì. Ma come dico io, guarda, i soldi non servono a nulla, serve la salute, perché se tieni la salute puoi andare dove vuoi, quindi come a me, no? Che ho girato quasi mezzo mondo, però se non avevo la salute come lo giravo? Quindi preferisco avere la salute, i soldi li possono tenere gli altri, quindi preferisco campare alla giornata, vivere in modo normale, non voglio né avere troppo né poco, normale, una vita normale senza alti e senza bassi. Siamo abituati a soffrire, quindi a soffrire nel senso che abbiamo visto, tipo come me, ho visto la fame, ho visto i soldi, ho visto la normalità. Diciamo che nella mia vita ho visto un po' di tutto, quindi conosco il bene, il male, il peggio, la fame, la ricchezza. Diciamo che ho avuto la fortuna di vedere tutte queste cose, diciamo, quindi so che significa stare senza soldi, so che significa stare con tanto però ti dico una cosa, quando avevo tanti soldi, alla fine andò, se ne vanno subito, ti dico la verità. Io avevo un bar che l'ho avuto per 12 anni, guadagnavo tanto, ti giuro. Come guadagnavo, così se ne andavano subito questi soldi. Quindi escono tanti vizi, poi meglio stare normale, quindi prendere il giusto per vivere normale. Quindi quando ci sono i soldi, poi escono i vizi, te lo dice uno che diciamo quando aveva il bar è così. Quindi poi abbiamo visto la fame come tutti, quindi diciamo siamo abituati a stare, quindi indipendentemente da come si sta, sono abituato a tutto, quindi sia alla fame sia alla ricchezza, quindi diciamo che ho visto tutto e tutto nella vita, quindi ho girato mezzo mondo per lavorare, sì sì, l'importante, sì sì. Grazie, andò pure a te. Quindi diciamo che però arrivato a 43 anni che ho io, quindi se dovrei ritornare indietro non rimpiango nulla per l'amor di Dio, eh. Quello che è fatto, ragazzi, non è che uno si può, però posso dire preferisco la salute e non i soldi. Cioè voglio il giusto, non di più, quello che mi serve per campare giorno per giorno, quindi per permettermi una vita normale, ragazzi, senza che devo avere il Porsche oppure devo avere il BMW. No, no, voglio avere una Fiat, non mi interessa. Ad esempio, io ho una Peugeot 207, quindi non è che ho una macchina chissà che. Quindi voglio una vita normale, non mi accontento. Sì, 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 ma guarda, io ho sempre tenuto i piedi per terra. In effetti, pure quando avevo i soldi, guarda, ti dico una cosa, le persone cambiano quando hanno i soldi. Io sono stato l'unica persona che quando ha avuto davvero i soldi, ragazzi, vi posso assicurare, chi mi conosce lo sa benissimo, non sono mai cambiato. Cioè, alla fine cambiava solo che avevo i soldi in più da spendere, però ero lo stesso che sentite qua sulle dirette e tutto. Non è che sono cambiato, cambiava solo che potevo scendere e semmai comprarmi una cosa in più rispetto a un altro. Però ero sempre la stessa persona, quindi ho aiutato un sacco di persone, chi non poteva fare la spesa gli ho dato i soldi, ma ho aiutato un sacco di persone sulla mia strada, quindi penso che ho fatto del bene, anche se diciamo non sono un angelo, per l'amor di Dio, qua nessuno è un angelo, quindi non voglio dire che io sono un angelo, però qui dove abito io è una zona un po' particolare, quindi diciamo che ho aiutato tante persone quando avevo i soldi, ragazzi. Ci stavano famiglie che non potevano mangiare, famiglie che sotto le feste di Natale non potevano comprarsi i regali oppure fare la calzetta ai bambini. E io sinceramente, ragazzi, a quell'epoca lì, ma sto parlando di 13-14 anni fa, ho aiutato a tutti e tutti, quindi
tutti quanti mi conoscono, mi sanno, mi stimano, mi vogliono bene, quindi sono una persona ben voluta nel paese, anche se questo paese, diciamo, è un po' particolare come quartiere, diciamo, però io mi ci trovo bene perché io nella mia vita, come si dice, come semini così raccogli, quindi io ho seminato bene e quindi raccoglierò bene, quindi poi la vita cambia, ragazzi, quindi diciamo che dopo aver chiuso il bar, diciamo che l'ho venduto, alla fine sono andato a lavorare in tutto il mondo, quindi ho fatto tutta l'Europa e via dicendo, quindi non mi sono mai arreso, sempre sono andato a lavorare, quindi non mi fa paura. Se domani mattina mi dicono si deve partire per la Finlandia, io prendo borse e borsette e via. Quindi non mi sono mai fatto problemi, anzi negli ultimi 5 anni ho fatto 5 volte la Finlandia, quindi sono andato da maggio fino a ottobre. Quindi quando qualcuno a volte mi dice Giuseppe, ma tu non stai lavorando ultimamente? Sì, ragazzi, però io negli ultimi 5 anni, dico, ho lavorato tantissimo. Quindi poi mi sono potuto permettere di stare fermo perché in questi 5 anni, giustamente, io lì guadagnavo 80 euro al giorno, ragazzi. Quindi facevo 6 mesi una fila, poi facevi 2 mercatini di Natale, diciamo 2 mesi di mercatini, quindi lavoravo 8 mesi all'anno e 4 stavo fermo. Quindi in effetti, ciao Diego, buon appetito. Quindi alla fine poi adesso è più di 1 anno e mezzo che sto fermo, però sto campando ancora per chi di soldi là, quindi perciò sto fermo. Poi a maggio adesso partirò di nuovo per la Finlandia, quindi poi faccio le dirette dalla Finlandia a maggio. Quindi a maggio di questo 2020 fino a ottobre 2020 starò in giro dalla Lapponia fino a Helsinki, nella capitale. Quindi poi faremo le dirette man mano. Faccio le dirette da Torino, dalla Germania, dall'Austria. Quindi poi avremo modo di fare le dirette dai posti, diciamo, dove andrò. Vabbè, vi auguro buona giornata, buon appetito a tutti, ragazzi. Che sia un anno di felicità e di salute per tutti, quindi vi auguro un buon capodanno a tutti. Vabbè che lo farò di persona già il giorno 31, lo farò io direttamente, però auguri già da adesso. Quindi chi poi non sentirà gli auguri, gli do adesso. Quindi però il 31 faccio una diretta dove vedete me. E qua no, invece, orto fantastico, qua no. Qua fa freddo, ma c'è il sole. Vabbè ragazzi, buona giornata a tutti e ci sentiamo più tardi, dai. Ciao a tutti, ciao Antonio, pensa a stare bene, ciao Orto, ciao Amelia, ciao a tutti.